Benvenuti! Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Castrocelo in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 250 metri sul livello del mare e conta circa 4.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Castrocelo! E con il sindaco di Castrocelo, Giovanni Fantaccione, andiamo a presentare questo comune della provincia di Frosinone. Ci presenti Castrocelo. Ma Castrocelo è un paese, non perché sono il sindaco, ma è un bel paese. Dobbiamo sempre presentarci nel migliore dei modi. È un comune che, diciamo, è a metà strada tra Roma e Napoli. Siamo vicino anche a due grandi città, soprattutto Cassino, sede appunto anche dell'abbazia di Montecassino. Il nostro capoluogo di provincia è Frosinone, a 40 km, quindi è un paese ben situato, ben collocato anche dal punto di vista dei collegamenti, della viabilità, facilmente raggiungibile con l'uscita del casello autostradale, con la stazione ferroviaria qui a Roccasecca. Quindi diciamo siamo ben collocati e facilmente raggiungibili anche per quanto riguarda il turismo, sul quale noi puntiamo molto e quindi ci proponiamo, ecco, soprattutto per questo aspetto in particolare. E qui siamo sul cammino di San Benedetto. Siamo sul cammino di San Benedetto, qui vicino a noi c'è Roccasecca che è sede di tappa, però noi ci proponiamo come comune che fa dell'accoglienza un concetto fondamentale, quindi accogliamo anche i pellegrini del cammino di San Benedetto che attraversano il nostro comune per un bel tratto, circa 1,5 chilometri, prima e poi di arrivare sul territorio di Villa Santa Lucia e poi Piedimonte. Un comune che si sviluppa intorno alla bella chiesa di Santa Lucia. È il cuore del centro storico, è il cuore del nostro paese, è il cuore di noi tutti castrocelesi, perché Santa Lucia rappresenta la santa patrona del comune e quindi noi ci raccogliamo soprattutto il 13 dicembre attorno alla Santa, che è la festa patronale. Però ecco, la chiesa è il momento di aggregazione tutte le domeniche per gli eventi importanti, le manifestazioni religiose, quindi rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità. Castrocelo è anche un paese mariano? Sì. C'è una grande devozione rispetto al culto mariano e mi piace ricordare un evento in particolare dove la devozione raggiunge il culmine, il lunedì di Pasquetta, quando a piedi percorriamo proprio un tratto, un percorso mariano per arrivare in cima alla montagna del Monte Asprano, dove c'è l'antica chiesa matrice del nostro comune, matrice sia di Castrocelo che di Colle San Magno. Qui c'è un incontro molto famoso, il Bacio delle Madonne, al quale assistono migliaia di persone e quindi quella è la massima espressione e rappresentazione anche della nostra fede nei confronti della Madonna. Sul vostro territorio c'è parte dell'antica Aquinum. Sì, il Monte Asprano è anche parco archeologico. È chiaro che c'è un collegamento diretto con l'antica Aquinum, che è un'area archeologica nazionale e ultimamente anche a livello internazionale per via delle ultime scoperte. Però c'è un collegamento tra l'antico castello di Castrocelo con Aquinum. Una storia che è subito evidente all'interno del comune perché c'è un piccolo museo. Sì, all'ingresso c'è un piccolo museo con diciamo, i ritrovamenti archeologici che negli anni sono stati effettuati. Abbiamo pensato, ecco, di dare un saggio, un'accoglienza di quello che è il nostro comune, almeno per quanto riguarda le origini, ma anche per quanto il lavoro che stiamo facendo in questi anni, un lavoro di ricerca, di scavi, per appunto tornare a capire qual era l'antica civiltà, perché ecco, riscoprendo le antiche civiltà riusciamo anche a capire da dove siamo partiti e chiaramente sapendo qual è la nostra storia riusciamo anche a capire dove vogliamo andare. Che cos'è Castrocelo per lei?
Castrocielo per me è la mia vita, è una passione. Io sono nato nel centro storico, mio padre era un artigiano e aveva una bottega storica che faceva il sarto. Quindi io sono vissuto con lui insieme al centro storico, queste gradinate antiche, scalinate antiche, e quindi le percorrevo quotidianamente tante volte al giorno, e poi ho incentrato un po' il mio lavoro di volontario, di appassionato del paese, impegnandomi in tante manifestazioni culturali, turistiche, ricoprendo anche il ruolo di presidente della Proloco, che mi ha dato modo di valorizzare il paese, di scoprirlo anche io giorno per giorno e di farlo scoprire e vivere anche non solo ai miei concittadini, ma anche ai tanti turisti, ai tanti visitatori che durante le manifestazioni sono giunti a Castrocielo. Vogliamo chiudere con un invito? L'invito è quello di venire a Castrocielo. È come quasi un riscoprire antichi borghi, antiche terre, sapori, gastronomia. Ecco, noi siamo un po' tutto questo e vogliamo presentare a tutti quelli che verranno a Castrocielo tutte queste cose insieme, perché possiamo mettere insieme tanti aspetti importanti che possono sicuramente accontentare sia il turista, quello che magari ha poco tempo, o quello che vuole soffermarsi per capire, per conoscere e per apprezzare soprattutto i luoghi e la nostra storia. Sindaco, abbiamo presentato un po' le bellezze del luogo, adesso facciamo ascoltare anche il suono del dialetto, facciamo un invito nel dialetto locale. Beh, non mi è difficile perché comunque lo parlo spesso con gli amici in piazza. L'invito potrebbe essere questo: venire a Castrocielo perché non vede paese. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo a conoscere il parroco. E con Don Natalino Manna andiamo a presentare la comunità cristiana di Castrocielo. In questo momento ci troviamo all'interno della parrocchiale dedicata a Santa Lucia. Allora, ci presenti la comunità cristiana? La comunità di Castrocielo è una comunità molto sentita a livello cristiano, sociale, civile, e partecipa nelle varie realtà del territorio e specialmente anche nella parrocchia. Questa chiesa di Santa Lucia custodisce la memoria appunto di questa popolazione di Castrocielo. Un territorio molto vasto è la nostra parrocchia, e parte questo territorio da questa realtà della chiesa di Santa Lucia. C'è una chiesa dedicata alla Madonna di Castrocielo su Monte Asprano, dove si svolge il Bacio delle Madonne il giorno del lunedì dell'Angelo. Noi di Castrocielo partiamo con il sindaco, sacerdote e tutta la popolazione in processione all'alba del giorno di Pasquetta, portando la venerata statua della Madonna di Castrocielo, e ci incamminiamo verso questo Monte Asprano. Arrivati dove c'è questa chiesa dedicata all'Assunta, celebriamo l'Eucaristia e nello stesso tempo aspettiamo l'altra comunità di Colle San Magno che giunge su questo piazzale della chiesa. Le due comunità, Castrocielo e Colle San Magno, si incontrano, i due parroci, i sindaci e poi i rispettivi comitati con le loro statue, ecco, fanno questo inchino delle Madonne. Si chiama Bacio delle Madonne, ma più che altro è un inchino delle Madonne. Queste due comunità parrocchiali che si riconciliano nel giorno dopo Pasqua. E da circa 1000 anni noi continuiamo ogni anno questa tradizione. Qui c'è una devozione forte anche per Santa Lucia e nello stesso tempo abbiamo anche Santa Giustina. Perché ho fatto questo accenno al santuario di Monte Asprano? Perché anticamente c'era la comunità di Castrocielo su questo santuario, intorno a questo santuario, e lì nei pressi del santuario, nel pronao, c'è un antico tempietto dedicato a Santa Lucia. Poi quando la popolazione è scesa giù dove ci troviamo noi adesso, fu costruita questa chiesa parrocchiale, la chiesa di Santa Lucia, in riferimento a quell'antico tempietto, anche perché portarono da quella chiesa di Maria Santissima Assunta in cielo un reliquiario in pietra datato 1601 e qui costruirono un tempietto e poi è diventata questa chiesa parrocchiale dedicata a Santa Lucia, consacrata nel 1746 dal vescovo Antonio Spadafora.
Spadea. Abbiamo anche 2 affreschi qui, no? E altre tele. Abbiamo 2 affreschi che ricordano uno il martirio di Santa Lucia di un autore napoletano ma castrocelese, Alfonso Simonetti, che rappresenta appunto il martirio di Santa Lucia, e poi abbiamo anche un altro affresco che riguarda San Vincenzo Ferreri e poi una statua di San Pietro Martire da Verona, santi domenicani. Ecco perché Castrocelo confina con Roccasecca e anche con Aquino. A Roccasecca c'è l'antico castello dove la tradizione dice che nacque San Tommaso d'Aquino e quindi il nostro territorio ha avuto questo influsso dei santi domenicani. Poi qui c'è una certa devozione anche per Santa Giustina. C'è anche la devozione a Santa Giustina, voluta dal vescovo Spadea, che accolse qui le reliquie di Santa Giustina, e l'altare centrale di questa chiesa è appunto dedicato a Santa Giustina, anch'essa una delle prime martiri cristiane, che la popolazione di Castrocelo venera insieme a San Pietro Martire, anche lui compatrono della parrocchia, la seconda domenica o la terza domenica di maggio. Abbiamo qui in paese poi presente anche la chiesa di San Rocco. La chiesa di San Rocco è situata proprio alle porte dell'antico paese, è quasi come una sentinella San Rocco, un santo taumaturgo conosciuto in tutta Italia, posto lì quasi per allontanare il male, le malattie dalla comunità, dal paese. E quindi c'è una bellissima chiesa molto suggestiva che in questo ultimo periodo contiene però alcuni affreschi che sono stati asportati dall'antico monastero delle Benedettine, il cosiddetto monacato, e un affresco, quello centrale, molto bello, dove c'è la crocifissione con accanto la Madonna Addolorata e San Giovanni Evangelista. Benedettine anche perché qui nel tempo territorio di Montecassino. Circondati anche dai monaci benedettini, non lontano da noi c'è appunto l'abbazia di San Benedetto. E allora in questa chiesa della Madonna dei Sette Dolori troviamo la copia di questo affresco e si chiama appunto Madonna dei Sette Dolori in riferimento al quadro della crocifissione. È molto suggestivo perché si trova vicino al Lago dei Cigni, un paesaggio ameno che ti trasporta verso la poesia, verso la meditazione, la riflessione, e quindi è molto suggestivo questo paesaggio. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Il messaggio del parroco alla cittadinanza è di custodire la memoria dei propri santi, in modo particolare di Santa Lucia, e siccome Santa Lucia è la patrona della vista, l'abbiamo citata anche in questo anno che è stato dedicato al 700° anniversario della morte di Dante, Santa Lucia, patrona della vista, ecco, ci aiuti e aiuti tutti coloro che sono devoti e tutti coloro che si rivolgono a lei a vedere sempre le cose, nonostante questo tempo difficile che stiamo vivendo, con gli occhi della fede, come ha fatto appunto Santa Lucia. Grazie al parroco e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Castrocelo. Un albergo di Castrocelo, che poi è una villa storica con la signora Anna Maria Merucci e lo chef Pietro Miele, andiamo a collegare quelle che sono le bellezze del luogo con la tavola, perché poi qui abbiamo i prodotti che arrivano direttamente qui. Signora, presentiamo questi bellissimi piatti. Bene. Qui abbiamo il nostro antipasto della casa con prosciutto, filetto e salsiccia tagliata a mano di maiale nero allevato con la ghianda, che abbiniamo insieme ai formaggi Presidio Slow Food,
che noi serviamo insieme alla cipolla caramellata. Infatti qui abbiamo la capricciola, che è un formaggio di capra, è un erborinato naturale molto particolare, insieme a questo vaccino di latte crudo affinato nel fieno di montagna. E poi qui abbiamo il quadrello sempre di capra, perché qui ci sono molte capre. Sul Monte Asprano abbiamo tanti animali che crescono allo stato libero. Abbiamo la marsolina di Esperia, poi il piatto che abbiamo preparato con questi fusilloni con salsa di broccoletto di Roccasecca, il broccoletto DOP, dove poi noi mettiamo, oltre a mollica di pane rafferma, anche la marsolina di Esperia sopra, una generosa grattugiata di marsolina di Esperia. Abbiamo qui una zuppa di verdure spontanee, verdure ed erbe aromatiche che crescono sul Monte Asprano, nella scodella di pane, che noi serviamo poi naturalmente con un buon, ottimo olio extravergine di oliva a spremitura a freddo, sempre fatto qui a Castrocielo. A Castrocielo abbiamo un clima strepitoso, abbiamo olivi, frutti, aranci, in abbondanza di cose molto buone e naturali. Poi abbiamo il fagiolo tondino, è un cannellino, varietà tondino che fanno a Terelle, produzione limitata, ma è molto digeribile ed è buonissimo per accompagnare diverse pietanze. Ecco, Terelle è un paese della provincia di Frosinone. Della provincia di Frosinone in montagna. Abbiamo il carciofo con orzotto e verdure, accompagnato con una fonduta di formaggi sempre locali. Tra l'altro questo carciofo lo avete servito al presidente Ciampi. Sì, è vero, sì, è vero, verissimo, sì. Abbiamo poi qui i fini che sono a Castrocielo, li facciamo, questo ci tengo a dirli, perché un po' nella ciociaria i fini vengono fatti dovunque, però come li facciamo qui a Castrocielo credo che sia un modo particolare, perché intanto usiamo le uova solo di galline allevate a terra, vengono fatte con solo rosso d'uovo, con le farine antiche, macinate a pietra. Noi li serviamo accompagnati in maniera proprio semplicissima, sempre con il nostro olio extravergine di oliva con le fraioli e una generosa grattugiata di tartufo per completare il piatto. Che è anche del territorio, Ah, no? sì, il tartufo è di Colle San Magno. Poi abbiamo il timballino di baccalà, questo è una rivisitazione di un antico piatto. Il baccalà una volta veniva servito con patate, peperoni, ceci. Viene cotto al forno, poi mantecato con patate insieme ai ceci e lo accompagniamo con una salsa preparata con il peperone DOP di Pontecorvo. Poi signora, nell'altro tavolo abbiamo i dolci. Certo, non possiamo non concludere un pasto con dei buoni dolci della tradizione. Abbiamo una torta di pane raffermo che noi accompagniamo con una salsa al cioccolato e abbiamo una torta fatta con ricotta, mandorla e agrumi. Poi abbiamo, per concludere sempre, i nostri liquori fatti in casa, fatti da noi, che sono delle antiche ricette della tradizione locale, con il mirto selvatico di montagna e con la radice di zenzero. Signora, e questo albergo è portato avanti da lei e suo marito? Sì, ormai sono 40 anni che facciamo questo lavoro. Mio marito è chef di cucina, io sono sommelier professionista, mi occupo dell'accoglienza. Ma che cos'è Castrocielo per lei? Castrocielo è il luogo dell'anima, c'è tutto, c'è storia, c'è arte, c'è cultura, c'è tanto verde, c'è un buon clima e c'è la buona cucina, ci sono tutti questi buoni prodotti che noi e solo noi possiamo avere. Mi sembra già un invito, grazie alla signora Anna Maria, grazie al signor Pietro. Noi adesso ci spostiamo perché andiamo a visitare l'antica Aquinum. E adesso torniamo indietro nel tempo e con l'archeologo Giovanni Murro andiamo a presentare l'area archeologica dell'antica Aquinum e qui in questo momento ci troviamo nello spazio che era riservato alle terme. Esattamente, benvenuti a tutti. Noi siamo al centro della città romana di Aquinum, una delle città più importanti tra Roma e Capua. Si tratta di una città estesa per circa 100 ettari, quindi dovete immaginare
una città che in anticipo era più grande addirittura di Pompei, no? Noi la immaginiamo sempre in maniera estremamente maestosa. Ecco, Aquinum era più grande, noi ci troviamo al centro, quasi al centro geometrico della città, quindi all'incrocio tra il Cardo e il Decumano Massimo, che è ripercorso dalla Via Latina, che ancora oggi in parte potete ripercorrere per venire a trovarci. Qui, appunto, come mi diceva, siamo nelle terme centrali della città, un edificio veramente grande. Si tratta di un complesso architettonico di cui al momento sono stati scavati oltre 30 vani, 30 stanze differenti. Sono terme di tipo pompeiano, vengono chiamate così perché occupano l'intero spazio di un isolato, da strada a strada. Terme centrali oppure vecciane. Perché vecciane? Perché abbiamo avuto la fortuna 3 anni fa di scoprire all'interno di uno degli ambienti, il frigidarium maschile, quindi la stanza dei bagni freddi dedicata agli uomini, un'iscrizione che menziona Marcus Veccius, che era il duoviro della città, che a sue spese promosse la costruzione delle terme, i suoi ornamenti e la costruzione anche della palestra, che è l'unico spazio aperto di questo edificio, che in epoca tardantica e alto medievale diventa un'area di accatastamento di materiali, perché queste terme vengono, come succede molto spesso, vengono depredate nella tarda antichità, soprattutto per strappare elementi in metallo o marmi, e quindi diventa una vera e propria area di cantiere. Ed è quello che succede anche qui, diventa un'area di cantiere e successivamente negli spazi delle terme, in quelle che erano stanze adibite a bagni caldi o piscine fredde, vengono seppelliti anche morti, quindi diventa un'area cimiteriale intorno al VI secolo d.C., quindi c'è una continua evoluzione, un cambiamento proprio di destinazione d'uso di questi ambienti. Parlava dei marmi pregiati, e abbiamo ancora qualche colonna presente qui. Esattamente, proprio nella palestra abbiamo rinvenuto ben 4 colonne accostate l'un l'altra, che probabilmente facevano parte dell'ingresso occidentale dell'edificio termale. Sono colonne, appunto, come mi diceva, di un marmo estremamente pregiato, di marmo pavonazzetto, ma non è l'unica tipologia che abbiamo qui. Abbiamo una serie di marmi che provenivano da tutte le aree del Mediterraneo. Abbiamo marmo cipollino, marmo africano, quindi una profusione di materiali veramente notevole per un complesso termale di cui adesso abbiamo solo brandelli di muro, ma che doveva presentarsi in maniera colorata e ricchissima. Poi dall'altra parte abbiamo il teatro. Esattamente, qui come dicevamo siamo nell'area centrale della città, quindi è proprio qui che si vanno a coagulare tutti i monumenti più importanti della città. Abbiamo appunto il teatro che stiamo scavando proprio in questi mesi grazie a un finanziamento ricevuto dal Ministero dei Beni Culturali, e abbiamo scoperto che si tratta di un edificio di spettacolo veramente enorme. Noi lo avevamo visto anni fa, dove c'era un piccolo vigneto, era pieno di alberi, si vedeva veramente molto poco, e adesso piano piano stiamo rimuovendo i crolli e i depositi, insomma, di accumulo di terreno, e sta venendo fuori una planimetria veramente notevole, un edificio che poteva probabilmente ospitare anche 5.000 persone, insomma, quindi un edificio di spettacolo notevole. E vicino a questo abbiamo anche un edificio absidato che probabilmente deve essere interpretato come l'Augusteum della città, di cui ancora oggi rimane un muro inelevato piuttosto alto, si tratta di oltre 10 metri di altezza, costruito in blocchi di travertino locale, che è la pietra con la quale hanno costruito tutta la città romana e che è caratteristica delle zone e caratterizza anche il vallone di Aquino. Qui siamo nell'area archeologica dell'antica Aquinum e c'è da dire che ci troviamo proprio in un territorio ai confini tra Castrocelo e l'attuale Aquino. Esattamente, per
uno strano destino da un punto di vista di confinazioni catastali e amministrative. 2/3 della città romana di Aquinum ricadono all'interno del territorio comunale di Castrocelo, perché diciamo l'Aquinum romana ha visto uno spostamento graduale da qui fino all'attuale Aquinum. C'è stata una riduzione dell'abitato di età romana, una contrazione verso la parte orientale e uno spostamento al di là dei laghi che caratterizzano il vallone di Aquinum. Tra i reperti più importanti una testa di Cesare. È stata, diciamo, la scoperta più importante degli ultimi anni probabilmente. Nei pressi del teatro abbiamo scavato una porticus duplex, quindi diciamo una struttura porticata con funzioni di alta rappresentanza politica e propagandistica, e abbiamo trovato una testa molto somigliante ai ritratti di Giulio Cesare. Si tratta di un ritratto di età tardo-repubblicana, quindi con tratti somatici molto marcati, molto ben definiti, che ricordano molto da vicino il più famoso dei romani probabilmente. E qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere questi territori? Venire con calma e anche con un po' di fame, perché qui c'è molto da vedere ma ci si mangia anche molto bene, quindi venirci a trovare con curiosità, con calma e con la voglia di scoprire questa terra che è meravigliosa. Grazie all'archeologo Giovanni Murro, quindi Castrocelo vi aspetta con tutte le sue bellezze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Castrocelo, ciao e viaggiate in sicurezza!